Ponte Lago Scuro. Domenica 31 luglio 2022. Il giorno prima che seppellissero Ilario, presi un autobus e andai a vedere il Po. Ero a Ferrara da 4 giorni, ma non me l'ero ancora sentita. Eppure avevo udito il richiamo più volte. Non ricordavo un'estate in cui il fiume avesse ricevuto tanta attenzione, se ne fosse parlato così spesso, lo avessero fotografato e filmato con tale frequenza e insistenza. Ridotto a un ricagnolo, scrivevano i giornali. Un'iperbole, sì, una facile trovata, ma vederlo nelle foto, nei video, nei servizi TV stringeva la gola. Basso e stretto. Ti immaginavi quanti passi avresti fatto nel suo letto, 10, 12, 20, su terra secca e bianca di sole, prima che le punte dei piedi arrivassero a sfiorare l'acqua. Era l'estate più arida a memoria di chiunque, almeno in Nord Italia. Sembrava non dovesse piovere più. I media parlavano di emergenza idrica, paventavano razionamenti, rubinetti aperti invano nelle nostre case. E io pensavo ai pesci. Cosa capita ai pesci quando un fiume striminzisce e agonizza? Dove vanno? E a proposito di pesci, Danilo mi aveva riferito di branzini pescati a bottrighe, pesci di mare a 40 chilometri dalla foce. Il Po era debole, stremato, e l'acqua dell'Adriatico lo risaliva. Si chiamava Cuneo Salino e ogni anno batteva nuovi record. Il fiume più lungo e possente d'Italia non riusciva più a raggiungere il mare. Danilo aveva detto dei branzini durante un'escursione in motonave. Qualche turista aveva ridacchiato. Non c'è da ridere, era sbottato lui con la sua cadenza polesana. È una tragedia. Guardatelo bene questo paesaggio, perché il delta come adesso non lo vedremo più. Un tono che non ti aspetti da una guida naturalistica. Chissà con che umore era proseguita la gita. Di angustie io ne avevo già fin troppe, reduce da 2 anni di stato d'emergenza, con tutta me stessa da spurgare. C'erano i postumi del Covid, il fiato ancora corto, olfatto e gusto sconvolti e ogni tanto quei capogiri. Ma il più erano i veleni accumulati, la congerie di incomprensioni e screzi. Il rapporto con Sonic da ricostruire, il sabbatico che presto sarebbe finito, l'università che mi faceva sempre più schifo. Non appena calata la paura del virus, la guerra in Ucraina aveva sparso nuova zizzania tra amicizie e conoscenze. Anche con la siccità pioveva sul bagnato. E infine, la morte di mio zio. Non che fosse giunta in attesa, data l'età, solo che, in coerenza con tutta la sua vita, il post-mortem era spiazzante. Insomma, troppo altro per la mente, per questo avevo temporeggiato, continuando a rinviare il momento in cui avrei coperto quei pochi minuti di strada fino a Ponte Lago Scuro. Sabato 30 luglio, percorrendo le mura nei pressi di Porta degli Angeli, mi ero ritrovata ad ammirare una parata di cumuli. Erano le nubi che più associavo alla Bassa Padana. Solo da noi potevi vederle così, da un orizzonte all'altro, accese dal sole, profili nitidissimi contro il blu. Apparivano perfino in quei giorni secchi, flotta immensa di navi fatte d'acqua, acqua che restava vapore e passava oltre, indifferente alla sete qua giù, se non beffarda. Avevo sentito uno scatto dentro e l'urgenza di andare sul Po. Sonic si era offerto di accompagnarmi. Ne avrebbe approfittato per registrare. Normalmente si andava a vedere il Po. Lui invece voleva udirlo. Più che il fiume in sé, che avrebbe potuto ascoltare in qualunque punto dal Monviso a Tolle, voleva catturare suoni e rumori di quel sito nominato da giornali e TV, con quel nome tra il dramma gotico e la storia di briganti, citato in ogni articolo sul fiume sempre più in secca, perché lì era l'ultima stazione di rilevamento.
E allerta meteo nei campi. Dalla misura il livello del fiume Po a Ponte Lagoscuro, nel Ferrarese, che si presenta sotto lo zero idrometrico di ben 5,90 metri. C'è la portata del media del fiume Po a Ponte Lagoscuro, ultimo monitoraggio prima del delta, è scesa il mese scorso a 160,40 metri cubi. La portata del Po stimata nella sezione di Ponte Lagoscuro a chiusura di bacino è pari a circa 114 metri cubi al secondo, in costante... Ti ringrazio, gli avevo detto, ma preferisco andare da sola. Volevo stare per i fatti miei e per i fatti miei attraversare il ponte tra Emilia e Veneto. Sonic si era preoccupato, io a piedi sul ponte con le auto a soettarmi accanto. Are you sure? Sì, sarebbe stato un pellegrinaggio, un tributo a Ilario. Ilario che il Po lo aveva vissuto, amato, raccontato e purtroppo aveva fatto in tempo a vederlo così. La frase mi risuonò in testa, ritmica, rotonda. Un verso, pensai, un doppio scenario. Le belle giornate ci stanno uccidendo. Perché è pigro, eppure inerzia a chiamare bella una giornata di sole quando non piove da mesi. Scesi alla fermata dell'11 e percorsi via dell'Isola Bianca, passando in mezzo a prati morti, decespugliati già a primavera. Terra rasata e lasciata senza ombra, a surriscaldarsi e seccarsi, ormai dura che sembrava asfalto. Intorno il canto ossessivo, funebre, delle cicale. Salì la scalinata che ricordavo e poi un'altra ancora, gradini di cemento grigio e mattoni rossi. Arrivai sull'argine col fiatone. Anto, mi dissi, sei ancora mal ridotta. Un tempo la vista si sarebbe aperta all'istante sul fiume maestoso. Quel giorno, invece, per vedere l'acqua dovetti fare 5 o 6 passi e fin quasi a sporgermi sulla golena. Fu come non esser lì, come entrare in una delle foto che avevo visto. L'acqua scorreva timida in un corridoietto tra 2 spianate di rena e ciuffi d'erba, sassi, sterpi schiariti dal sole, e poi bottiglie di plastica, una scarpa finita nel fiume chissà quando e chissà dove, e oltre la rena alberi dalle chiome giallastre, il bosco ripariale in sofferenza. Sulla destra il ponte della ferrovia, sulla sinistra quello della statale 16. Buongiorno, sentì dire e trasalì. Alle mie spalle passava un signore in bicicletta. Ricambiai il saluto imbarazzata e lo guardai allontanarsi, lentissimo, verso la strada. Portava la mascherina, da solo, all'aperto, con quell'affa nel solleone. C'eravamo proprio rimasti sotto. E poi mi accorsi che la portavo io stesso. Scesa dall'11 mi ero scordata di toglierla. L'obbligo su bus e treni sarebbe finito il 30 settembre, ma la spinta dell'abitudine chissà quanto sarebbe durata. Mi liberai il volto, mi asciugai la fronte, inspirai forte e anch'io mi mossi verso la statale. Ferrara, lunedì 15 dicembre 1969. Non avevo mai ritenuto la TV una vera minaccia per il cinema. Il cinema era largo, andava da un capo all'altro del campo visivo, aveva colori sempre più vividi ed era un mondo di giganti, di volti e corpi colossali. Dunque erano gigantesche le storie, le vite, le passioni. Il cinema era collettivo. Un film lo guardavi in una sala o in un'arena all'aperto insieme a tante persone e dopo ne discutevi all'uscita, sul marciapiede, sul tram notturno, in osteria. Le sale erano ovunque, in Italia ce n'erano 13.000, in Emilia-Romagna 600, solo a Ferrara e provincia una quarantina. Prime visioni, seconde visioni, terze visioni, sale d'essè, cinema parrocchiali. Erano luoghi di ritrovo, dove la gente non guardava solo i film, ma chiacchierava, mangiava, faceva l'amore. Uscire di casa era ancora la norma, restarci l'eccezione. Il cinema spopolava e l'offerta era sterminata, il flusso di nuovi film impetuoso. La televisione divertiva, aveva le sue star ed era un mezzo di massa.
ma in confronto al cinema era stretta e minuta. Un quadrato di vetro convesso dietro cui, almeno in Italia, tremolavano immaginette tenui che non potevi nemmeno dire in bianco e nero, al massimo in grigio chiaro e grigio poco più scuro. Sì, la TV potevi guardarla anche al bar, ma lo schermo era lontano e dunque ancora più piccolo, e più che vedere tiravi a indovinare. Inoltre l'offerta era misera, c'erano solo 2 canali e prima del tardo pomeriggio non trasmettevano nulla. La TV aveva un unico vantaggio: le immagini in diretta, ma nel complesso pensavo non ci fosse gara. Che mi sbagliavo, che la gara c'era e la TV l'avrebbe vinta, lo avvertì proprio nel 69. Prima il 21 luglio, con lo sbarco sulla Luna e milioni di italiani a fare le ore piccole per seguirlo. E poi il 15 dicembre, con le esequie dei morti di Piazza Fontana, che spiai mentre pranzavo con Erminio e parlavamo in codice e ci impegnavamo a morire combattendo. Quando passai a prenderlo, stava ascoltando la radio. Tutti lo avrebbero chiamato funerale. In realtà era una messa di suffragio celebrata dall'arcivescovo di Milano, con la benedizione delle 14 bare. I riti funebri si sarebbero svolti dopo, nelle parrocchie a cui i morti appartenevano. Diversi di loro erano giunti da fuori città, dalle campagne che ancora la circondavano, che presto sarebbero scomparse, per il mercato agricolo del venerdì. L'inviato parlò a lungo del composto dolore delle 300.000 persone in piazza e dei familiari in chiesa, un dolore espresso senza retorica, senza lacrime. Descrisse le bare allineate nella cattedrale, che più volte chiamò il Tempio. Un obolo in ogni bocca per pagare Caronte, disse Erminio, e una focaccia da lanciare a Cerbero. Seguì l'elenco molto lungo delle autorità presenti. Erminio spense e uscimmo. Dovevamo pranzare da Ghigo, sulla Rossonia. Al nostro arrivo in televisione dominava la sala. Si vedevano i feretri, le corone, i volti dei politici. Il coro del Duomo stava cantando. Il volume era basso, ma a contendergli l'udito c'era solo un discreto tintinnare di posate. A quasi ogni tavolo, chino sulla tovaglia a quadretti bianchi e blu, sedeva un singolo avventore. Il lunedì a desinare non c'erano famiglie, ma operai, camionisti, commessi viaggiatori. L'arcivescovo stigmatizzò Caino per aver sparso ancora una volta il sangue di Abele, sangue che offendeva una città onesta e operosa. Poi disse che andava dissolto il senso di sfiducia nella società, perché ciò accadesse andava ridata al popolo la certezza del diritto. Terminata l'omelia, tornò a esprimersi il commentatore e disse che nulla rendeva comprensibile un tale crimine, per fortuna estraneo alla coscienza della nazione. Era un gesto di criminalità gratuita e assurda, compiuto da uomini che erano peggio che folli. Poche frasi dopo, tuttavia, osservò che la cittadinanza milanese stava dando prova di civiltà e di responsabilità politica e grazie a ciò sarebbe uscita rafforzata nella convinzione che la democrazia andava difesa a ogni costo. Ci aveva ripensato dunque. La strage era comprensibile, aveva un fine e una propria logica. Quanto alla nazione, pensai, non ha certo una sola coscienza. Chi aveva messo quella bomba, proseguì la voce, odiava la democrazia. Bisognava respingere l'aggressione alle nostre libere istituzioni, sconfiggere ogni prototipo totalitario e reazionario. Che mente e braccia di quegli attentati fossero di estrema destra era chiaro anche ai Sassi e agli speaker della RAI. Eppure la questura di Milano affondava lo spiedo nel mondo anarchico e della sinistra extraparlamentare, infilzando e mettendo ad arrostire gente che non c'entrava nulla. A Milano, solo la prima notte, c'erano stati 150 fermi di polizia. Nella piazza si accesero i lampioni, tanto il tempo era fosco, ed eravamo poco dopo mezzogiorno. Se tutto precipita, dissi a Erminio, è tan e epita. Annui convinto. Proprio lui, che da 20 anni si trascinava come se vivere o no fosse questione di poco conto, era disposto a morire nello scontro coi fascisti, coi militari golpisti o con l'Ovra, qualunque nome avesse preso nell'Italia repubblicana. Non era un paradosso.
Morire da partigiana avrebbe ridato senso e valore all'esistenza, avrebbe riordinato i rulli del film. Quando la realtà arriva al dunque, allora con lo scudo o sopra lo scudo. Glielo leggevo nello sguardo, che venissero a prenderlo. Stavolta non sarebbe andata come nel 36 e nemmeno come nel 49. Non avevamo doveri nei confronti di nessuno, né linea di partito da seguire. Sì, l'avremmo venduta cara. Ferrara, lunedì 8 agosto 2022. Carissima Antonia, come suol dirsi, se leggi queste righe vuol dire che sono morto. Ho piegato gli stracci, ho tirato il calzino, vedo l'erba da sotto, bado alle galline del prete. Dunque ci sarà stato il cancan che posso immaginarmi benissimo. Gente sicura di aver scoperto chi ero davvero. Devi sapere che avevo un progetto, un grande progetto, col quale avrei portato a compimento la mia vita. Se non ci fosse stata la pandemia, sarei riuscito ad avviarlo, ma non è stato possibile e so che ormai non lo sarà più. Il tempo preme, dunque devo prepararmi. Nella cassetta di sicurezza con questa lettera c'è un memoriale incompiuto che scrissi nel 69. Sono pochi capitoli e nemmeno consecutivi. Ne buttai giù tante versioni, tutte distrutte. Provai a raccontare il mio più grande trauma. Fallii nell'intento, ma qualcosa ti farà capire. Non ho più potuto rimetterci mano, te lo affido così com'è. C'è anche una cartella con alcuni documenti sul mio amico Erminio Squarzanti, amico per la pelle. Tanti anni fa mi salvò la vita e io ho cercato a lungo di salvare la sua. Chiudo queste carte nella cassetta per essere certo che sia tu la prima a vederle. Ti avrà contattato Stegagno, da decenni mio medico personale e mio amico intimo, come lo era stato suo padre. Ti dirà molte cose di me che non ho potuto dirti io. Se nel momento in cui leggi, per qualche piroetta del destino, dovesse essere morto a sua volta, sono certo che avrà predisposto un modo per informarti. È un uomo dalle 1000 risorse. Tra quanto trovi qui, quanto avrai scoperto da sola, di sicuro sarai già stata ad Ariano, e quanto ti dirà Stegagno, potrai comporre il quadro. Non già il quadro intero. Rimangono questioni di famiglia che non è giusto ti racconti io, men che meno il dottore, ma buona parte di esso. Il resto dipenderà da te. Ti sarai chiesta perché io? E non solo in relazione al mio lascito, perché sei sempre stata la mia speranza, di più il mio buon presagio. E ti sarei chiesta anche se ero la sua prediletta, perché non mi ha mai detto di sé, perché non mi ha detto tutto. E non è stata sfiducia, ma paura di non saper dove cominciare. Ho sempre rinviato, aspettando il momento giusto. E infine ho capito che quel momento non poteva esserci. Con me vivo. Di quel che verrai a sapere farai l'uso che crederai giusto. Deciderai quando e come parlare con le altre e quanto dir loro. La Rialda e la Ferialda le ho amate come figlie.
forse non quanto ho amato te, ma questo penso lo sappiano. Per te sono stato una specie di nonno, e si sa che spesso il nonno è più amorevole del padre. Ho voluto bene anche all'Anita, ma alla sua nascita mi sentivo ormai un bisnonno, e i bisnonni sono già altrove, lungo le loro vie, persi dietro i loro sogni. Mando per tuo tramite un saluto ad Arne. Sono certo che è di nuovo con te, perché il vostro destino è insieme. Con tutto il mio amore, anche da morto, il tuo caro zio Ilario.